Riprendono le opere di demolizione a Licata nei giorni scorsi attraverso alcuni sopralluoghi effettuati dalla Polizia Municipale. Il Dipartimento Lavori Pubblici e Urbanistica del Comune ha firmato nuove ordinanze per l'abbattimento degli immobili edificati entro la fascia dei 150 metri dalla battigia, in un'area in cui vige il vincolo di edificabilità assoluta. Gli ex proprietari hanno già ricevuto la notifica con 90 giorni di tempo per demolire le proprie abitazioni senza concessione edilizia. Secondo quanto pubblicato sull'albero pretorio online del comune, sono stati 5 licatesi denunciati per abusivismo edilizio. Gli stessi avrebbero edificato senza il consenso del comune o in difformità rispetto al progetto approvato dai tecnici comunali. Il comando dei vigili urbani ha infatti selezionato una squadra anti-abusivismo che di giorno in giorno controlla attentamente il territorio. L'impresa Combat di Roma, che si è aggiudicata il terzo appalto, insieme ai tecnici e alle forze dell'ordine, si è recata nella zona balneare della playa per demolire un manufatto a pochi metri dal mare. Non hanno potuto dare seguito all'abbattimento perché all'interno della villetta c'era una signora anziana allettata. Se avessero demolito l'immobile, la signora sarebbe rimasta senza abitazione. Pertanto i tecnici del comune stanno pensando ad un'alternativa e hanno deciso di prendersi dei giorni di tempo.